Per la 26esima giornata del campionato di eccellenza va in scena il più classico dei testa coda. Il girone B infatti vede la sfida dal vecchio comunale di Acireale tra il Real Aci e il Marina di Ragusa. La formazione di mister Scalia nell'ultimo turno ha perso malamente per 6-1 contro i rosolini e adesso è a quota 8 punti, sempre meno le possibilità di salvezza per i ragazzi acesi. Dall'altra parte invece il Marina di Ragusa, dopo aver riposato nell'ultimo turno, è a quota 47 punti, ha visto però accorciare il Biancavilla nelle zone altissime della classifica. Stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo grazie all'ausilio delle nostre grafiche. Il Marina di Ragusa con il 4-2-4 iperoffensivo di Carlo Dei Pali, Carnemolla e Iozia sulle esterni in difesa, Mindini e Sacca al centro, Bello e Pellegrino in mediana. Il trio di trequartisti è quello formato da Daniele Arena, D'Agosta e Alessandro Arena in avanti. L'unica punta è invece l'ultimo degli Arena, Nicola, subito in avanti il Marina di Ragusa, pericolosissimo con questo tentativo col mancino in due tempi, riesce a respingere il portiere Spinal. Seconda chance però prende il fondo Nicola Arena, prova a passare, viene fermato dal difensore soltanto per un momento. Ancora Nicola Arena, mette dentro per Daniele, stop e destro. È 0-1 per il Marina di Ragusa, subito in vantaggio. Il solito bellissimo assist da parte di Nicola Arena. Il fratello Daniele ha dovuto soltanto scaricare in rete un destro violento. Ancora un calcio punizione per il Marina di Ragusa. Sul punto di battuta ci va D'Agosta, il tentativo con il destro sfiora il palo e sfiora anche il gol del raddoppio. La formazione di mister Udro pressa tantissimo, bello qui il lancio da parte di D'Agosta e il colpo di testa di Nicola Arena ancora per Daniele. Spina ci mette una pezza e mette il pallone in calcio d'angolo. C'è solo il Marina di Ragusa in questo momento in campo. Il pallone viene lanciato per Alessandro Arena che si lancia in area di rigore. Ancora Alessandro Arena col mancino e l'enfant prodige che trova il gol del raddoppio. Non può nulla Spina in questo caso. Alessandro Arena, ennesima perla di un bellissimo campionato. 0-2 adesso per il Marina di Ragusa che ha messo parecchio in discesa la partita. Arriva così il duplice fischio da parte del direttore di gara Sacca. Fino a questo momento il Marina di Ragusa vince al vecchio comunale di Acireale per 0-2 contro il fanino di coda Real Aci, grazie alle reti firmate prima da Daniele Arena e poi dal fratello Alessandro Pennisi. Mette dentro a inizio secondo tempo, tentativo di conclusione, viene respinto. La seconda chance però è facile preda del portiere Di Carlo in presa centrale. Dall'altra parte ci sono tantissimi spazi per i giocatori del Marina di Ragusa. Qui è Alessandro Arena che mette dentro, Spina riesce a deviare e ad evitare il gol di D'Agosta che era lì appostato per trovare il possibile 0-3. Primi cambi per mister Udro, entra prima Iannizzotto, poco dopo sarà anche il turno di Reinero, si concede un po' di turnover la formazione del Marina di Ragusa, dentro anche Baldè, poco dopo sarà il turno anche del numero 15 Sangaré, addirittura 4 cambi nel giro di pochi minuti. Attenzione perché Carnemolla sbaglia tutto, regala il pallone ad Aleo ed è il gol che riapre la partita. 1-2, un po' a sorpresa il Real Aci rientra in gioco con questo errore da parte di Carnemolla, ne ha approfittato uno dei entrati dell'allenatore Scalia e allora è 1-2 adesso al vecchio comunale. Partita riaperta, attenzione in area di rigore, prova la conclusione, incredibilmente non riesce Patti a trovare il gol del possibile pareggio. Dall'altra parte invece è pericolosissimo Reinero che entra in area di rigore, viene esteso così da Alidu, non per il direttore di gara Sacca che fischia la simulazione e ammonirà anche il numero 18. Tantissime le proteste dell'attaccante del Marina di Ragusa. Attenzione perché ancora la formazione di mister Udro ha tanto spazio e arriva il gol di uno degli entrati, Iannizzotto, che con questo diagonale con il destro approfitta dell'assist del compagno e trova il gol dell'1-3. Nei minuti di recupero il Marina di Ragusa è riuscito a chiudere definitivamente le ostilità. Di lì a poco Sacca fischia 3 volte e manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi. Vince ancora il Marina di Ragusa, 17ª vittoria e adesso sono 50 i punti della formazione di mister Udro, sempre più ultimo invece il Real Aci, ma la settimana prossima le nostre telecamere saranno presenti all'Aldo Campo di Ragusa per la sfida, per il big match tra Marina di Ragusa e Biancavilla.